da parte delle persone, perché probabilmente tutti speravano che tornassero i bei tempi andati e che quindi come dire, il settore pubblico riuscisse a fornire interamente previdenza, sanità, assistenza, istruzione, eccetera, eccetera. Adesso che cominciano tutti ad accorgersi che i tempi sono cambiati e che bisogna farvi fronte in altro modo, ecco che vediamo questa sensibilità maggiore, non moltissimo ancora elevata, ma maggiore. Questo dal lato dei cittadini. Dal lato invece delle istituzioni l'idea è sempre stata sbagliata, che bastasse dire le cose perché le cose si facessero avanti da sole, no? Cioè che basta dire oh che bello la previdenza complementare, oh che bello la sanità complementare e immediatamente i cittadini aderiscono, no? In realtà ci vogliono due altre condizioni. La prima è un incentivo-disincentivo. Pensiamo ad esempio a cosa è successo col fumo. No, metto la multa e la gente poi si adatta e adesso tutti sono felici e contenti di mangiare senza fumare, no? Ecco, però se non ho questa spinta dolce iniziale, no? Allora nel caso della spinta dolce iniziale, nel caso del welfare, probabilmente la cosa che sta funzionando meglio sono gli incentivi fiscali. Allora, più incentivi fiscali io metto, più rapidamente si allarga l'adesione alla previdenza complementare, alla sanità complementare, eccetera, eccetera. Il secondo elemento sono i fondi collettivi contrattuali, però anche qui ci vuole una forza vendita, cioè non basta farle le cose, ma ci vuole anche qualcuno che le va a proporre ai cittadini, ai clienti, agli utenti, perché sennò se rimane sempre solo lì in alto a Roma, le cose non si muovono. Ecco, allora il modello trentino, un modello anche in parte veneto, è l'idea di provare a vedere se sul territorio si può spingere le adesioni in maniera significativa, più elevate della media nazionale. E non è caso, nella previdenza complementare dove c'è un fondo territoriale, noi osserviamo non solo che Trentino e Veneto sono i più alti in Italia, cosa ovvia rispetto al sud per le solite 1000 ragioni che conosciamo, ma anche più elevata rispetto a regioni limitrofe, cioè rispetto alla Lombardia e rispetto all'Emilia Romagna. Anche l'esempio della previdenza complementare veneta è assolutamente comparabile a quella trentina, insomma, no? Quindi, e significativamente le adesioni sono 10-15% più elevate della media nazionale, più elevate della Lombardia, più elevate dell'Emilia Romagna qui in Veneto.